faccia, fagottato d'amore e di vestiti. E anche lei mi abbraccia, felice del nostro amore e delle sue apparenze. E la cosa va avanti così per mesi e mesi. Una nave con una rotta precisa che porta dentro una casa. Una porta che si chiude e noi dentro. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude, dietro l'uomo succede qualche cosa di strano, non c'è niente da fare. È fatale quell'uomo, comincia a muffire. Basta una chiave che chiude una porta d'ingresso, che non sei già più come prima e ti senti depresso. La chiave tremenda, appena si gira la chiave, siamo dentro una casa, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho viste tante di famiglie. La famiglia più economica e protegge di più. Una minestra per tutti, medicine per tutti, tranquillanti per tutti, i confetti falchi per tutti. Soltanto 800 lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Un affare. Si caga. Si caga. Si caga bene. Bene. Lo si fa tutti insieme. Insieme. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude, dietro un uomo. Uomo diverso e cambia di modo sul posto, incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che puzza di chiuse, di cesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma puzziamo lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Maria, ti amo. Maria. Maria, ho bisogno di te. Maria. Con te ritrovo libertà, ritrovo i giovani. Li ho lasciati qualche anno fa, nelle aule di scuola. Li ritrovo adesso. Sono molto cambiati. Nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di vestire. Gli esseri meno. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di università a brucare pezzettini di medicina, frammenti di informatica con inserti di ecologia, a orari pressappoco regolari. E c'è ancora un bar tra un intervallo e l'altro. E poi l'amore, per inventarsi una felicità. L'unica differenza? Un viaggio in India sulle 2 cavalli. 2, come noi. Ma c'è ancora una porta e ancora una casa. Ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Abbiamo esperienze diverse, non può finire male. Abbiamo una chiave moderna, abbiamo una llave, perché tutto un rapporto è diverso che molto più avanti deve avviare una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia, abbracciarla guardando la porta e la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. C'è solo la strada su cui
disporsi per la strada della piazza, perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti, e anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo il bisogno e la voglia di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Livia, ti amo. Livia, ho bisogno di te. Ma, per favore, in un hotel Moublé. Perché il giudizio universale non passa per le case. In casa non si sentono le trombe. In casa ti allontani dalla vita, dalla lotta, dal dolore, dalle bombe. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi per la strada e nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Grazie. Carlo Alberto Ferrari, grande. Bravi! Grazie davvero. Grazie. Marco Bottoni! Grazie soprattutto di averci ascoltati, perché sapete io sono messo con il mio figlio, c'è 26